Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Oggi festa della donna, buon 8 marzo a tutte le donne. Di questo parleremo nel corso del telegiornale, ma cominciamo subito con la cronaca, con una notizia di questa mattina. È la tragedia che si è sfiorata al Lido di Venezia, dove, complice anche la fitta nebbia che questa mattina presto gravava sul veneziano, un'auto è finita in laguna all'imbarcadero del ferribot del Lido. Ma per tutti i dettagli ci colleghiamo subito al telefono con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marta, a te e a tutte le nostre telespettatrici, ovviamente tanti auguri anche da parte mia per la festa della donna e per questo 8 marzo, buona domenica, una mattinata in cui il Lido e Venezia si sono svegliate di soprassalto appunto per questa notizia da cui tu facevi riferimento. Diciamo subito che per fortuna non è successo nulla di grave, non ci sono feriti e non ci sono vittime, quindi questa è già una buona notizia, ma poteva davvero andare molto peggio. Erano le 5:50 quando un turista austriaco si è recato al terminal del ferribot della linea 17 che collega il Lido di Venezia al Tronchetto, ovviamente anche per le autovetture, e appunto doveva prendere la corsa delle 5:50, la prima corsa della giornata. Per la nebbia, per ancora il buio a quell'ora, non si sa, no, queste cause sicuramente hanno contribuito a fare in modo che il turista, ovviamente per un errore, anziché dirigersi verso l'approdo, si è diretto un po' più a lato verso destra dell'approdo, dove ovviamente non c'era il feribot in attesa. Non ha aspettato, non si sa per quale ragione, ora verrà sentito, non ha aspettato che si alzasse la sbarra per l'imbarco, non ha aspettato che scendessero eventuali altre auto che probabilmente a quello non c'erano, ma i membri dell'equipaggio della motozattera, e così facendo ha proseguito incredibilmente la sua corsa, diciamo così, nel vuoto, nella laguna. È caduto in acqua con il veicolo, c'era la bassa marea, quindi una situazione davvero molto molto complicata. Per fortuna è riuscito a divincolarsi, a uscire dall'abitacolo. Con fatica è stato questo turista estratto in salvo, e con lui c'era anche un fedele amico, un cane labrador molto pesante, che non si riusciva a portare a riva, a fargli toccare terra. A quel punto, con un gesto direi eroico, anche il comandante del ferribot si è tuffato in acqua e insieme ad altri soccorritori è riuscito a trarre in salvo anche l'animale. Poi è stato molto complesso il recupero dell'auto, è dovuto intervenire addirittura una gru da mestre della terraferma, quindi partire, arrivare qui con ovviamente del tempo necessario, e è anche stata una coincidenza fortuita, perché ovviamente a quell'ora del mattino c'era davvero pochissima gente lì. Una persona che abbiamo intercettato è l'unica testimone dell'accaduto, perché era lì, appunto era la prima auto in attesa dell'imbarcazione. Ha visto il turista che, anziché mettersi in fila, ha virato verso il vuoto ed è caduto in acqua. Per circa 3 ore e mezza, 4 ore scarse, c'è stata un'interruzione ovviamente nei collegamenti, perché per ordine della Capitaneria di Porto sono poi intervenuti la polizia locale, la polizia di Stato, i vigili del fuoco, addirittura anche con una squadra di sommozzatori, per cercare di individuare dove era il veicolo. Finalmente intorno alle 9:30 circa è stata recuperata l'auto con una gru sollevata, e poco dopo hanno potuto iniziare i servizi di collegamento, ovviamente con una coda nel frattempo che si era formata molto molto lunga. Questi sono i fatti. Ovviamente in aggiornamento si cercherà ora di avere anche una testimonianza dell'automobilista per capire cosa possa essere successo. Io, salutandovi, farei ascoltare la testimonianza di Francesca Contin, unica testimone del fatto, che ha
visto proprio il turista che abbiamo in esclusiva, e poi un altro racconto da parte di uno dei pendolari, Giorgio Candian, che si è messo in fila perché doveva uscire dall'isola. Oggi è anche giornata di domenica, quindi giornata di sport per molte società, e che ha trovato ovviamente gli inevitabili disagi in coda. E con questo, se sei d'accordo, se non hai domande, farei sentire questi due contributi, vi restituisco la linea augurandovi ancora buona domenica e buona festa. Allora, io ero in coda aspettando il ferryboat delle 5:50 e ho visto la macchina che probabilmente ho immaginato uno straniero che era vicino alle sbarre. Quando allora il ferryboat è arrivato che non si vedeva, c'era nebbia naturalmente, non si è visto arrivare. Hanno aperto le sbarre e lui subito è partito dalla parte opposta, non da dove è arrivato il ferryboat. E è partito di corsa, io anche sono scesa insieme a un ragazzo, siamo corsi per vedere cosa è successo, ormai abbiamo visto la macchina dentro. Per fortuna il signore è riuscito ad aprire il portellone dietro per far uscire il cane e poi vabbè sono arrivati i marinai e alla fine dopo mezz'ora sono riusciti a tirarmi su. Per fortuna il capitano del ferryboat si è buttato dentro anche lui, vestito, ed è riuscito insieme a tirarli su tutti e due, insomma. Niente, dovevo partire a prendere le 6:40 e invece è andata così, sono le 9 e mi sa che qua ci sarà un'altra oretta da aspettare, purtroppo vabbè dai. Ed ora torniamo a Treviso per parlare dell'omicidio di via Castelmenardo. Nelle ultime ore è stato diffuso il video della prima fase della brutale aggressione a Francesco Favaretto, immagini dalle quali si vede che il branco non aveva alcuna intenzione di comprare l'hashish, ma voleva rubarglielo. L'appuntamento in via Castelmenardo per vendere un pezzo di hashish a un gruppetto agganciato poco prima in via Zorzetto, la sera di quel tragico giovedì 12 dicembre 2024. Francesco Favaretto, appoggiato alla balaustra, zainetto in spalla e telefonino all'orecchio, non sa che quei ragazzi che si avvicinano con i cappucci di felpe e giubbotti alzati di lì a poco lo aggrediranno per rubargli la droga, massacrandolo al punto da mandarlo in coma e dopo 10 giorni di agonia morire in un letto della terapia intensiva del Cafoncello. Eccolo il video agli atti della Procura di Treviso in cui si vede la prima fase dell'aggressione al 22enne. Lo avvicinano tutti insieme, l'accordo era di vedersi lì, ragazzi e ragazze, alcuni di loro giovanissimi, appena quindicenni. Il clima sembra tranquillo, disteso, il piano del branco non è però quello di comprare quel pezzo di fumo, ma di sottrarlo a Favaretto e improvvisamente si scatena il parapiglia. Il 22enne finisce per terra con il primo dei suoi aggressori, mentre gli altri lo colpiscono con calci e pugni, ma anche con un coltello e un coccio di vetro. Lui riesce ad alzarsi, è una maschera di sangue, l'amica con lui cerca di mettersi in mezzo, di difenderlo. Favaretto tenta di recuperare telefono e zaino, si rivolge a un ragazzo che fin lì è rimasto in disparte a guardare, cerca le sue cose, inveisce. A quel punto la seconda aggressione, stavolta da parte di un gruppetto di ragazze. La scena si sposta fuori dal raggio della telecamera, l'amica del 22enne entra ed esce dall'inquadratura disperata. Il ragazzo viene colpito nuovamente, anche con una bottiglia, e resta a terra in un lago di sangue. Un paio di minuti in tutto, poi solo il blu lampeggiante di ambulanza e volanti. 2 minuti che costano la vita a Favaretto e portano di fronte ai giudici 10 ragazzi accusati a vario titolo di concorso in omicidio e rapina. Video ritenuto fondamentale per attribuire le singole responsabilità. È un video il cui contenuto è molto rilevante ai fini della valutazione di quella che è stata la ferita mortale, perché in quel video si comprende che il primo colpo, i primi colpi al costato, cioè all'emitorace sinistro inferti al povero Favaretto, a nostro giudizio e anche secondo le valutazioni del nostro medico legale, non sono state le ferite mortali. La ferita mortale sarebbe stata quella che nel video è la seconda, cioè in una fase successiva di oltre 2 minuti di distanza rispetto a quel primo colpo. Ed ora l'incidente nel quale venerdì sera a Macerata ha perso la vita l'ingegnere 29enne Samuel Mazzona. L'intera comunità di Villorba, dove il giovane viveva con la nonna, si stringe alla famiglia. Era un ragazzo d'oro e stava realizzando il suo sogno di costruire un aereo. È il ragazzo migliore del mondo.
non doveva succedere perché Dio si prende sempre i più buoni. Non doveva succedere, era tutta la mia vita, abitava con me. Abitava con la nonna a Villorba Samuel Mazzon, l'ingegnere 29enne morto nel terribile incidente di Maserata. Nella casa in vicolo Cansiglio è un via vai di amici e parenti che si stringono a nonna Adriana, manifestando affetto a tutta la famiglia, ai genitori, al fratello e alle 2 sorelle per la tragica scomparsa di un ragazzo che tutti definiscono d'oro. Colto, studioso, pieno di vita e di interessi, Samuel, dopo il diploma al Duca degli Abruzzi a Treviso, si era laureato a Udine in ingegneria gestionale. Collaborava con varie aziende ed insegnava informatica, matematica e quest'anno meccatronica al Barsanti di Castelfranco. La partita IVA si era messo anche come professionista, infatti sì, però siccome lui era molto bravo, cioè non è che perché viveva qua con me abbia mai pensato tanto mi mantiene la nonna, lui si è sempre mantenuto, lui ha sempre pensato per sé, per lui, per me, per tutti, è molto responsabile, era unico. Aveva tante passioni Samuel, la più grande quella del volo, e proprio ieri sera alla guida della sua 500 stava andando a Oderzo per frequentare una lezione di volo. Aveva anche realizzato un laboratorio nella Rimessa dove, da ingegnere qual era, voleva concretizzare il suo sogno. La sua passione del volo, tant'è che lui aveva cominciato a fabbricare un aereo. Là se l'è fatto per quello che la casa, per fabbricare un aereo. E allora era una cosa un po' che tutti pensiamo sia difficile, ma qualcuno gli diceva: tu hai un sogno, tu ci devi provare, non devi un giorno dire perché non ho provato a realizzare il mio sogno, non devi avere rimpianti, se va bene, se va male non importa, però tu ci hai provato. E lui era così. Ed intanto i carabinieri indagano sull'incidente di Maserata, appunto costato la vita a Samuel Mazzon, per capire che cosa abbia causato l'improvvisa sbandata dell'auto che ha invaso l'opposta corsia, centrando in pieno la vettura del giovane ingegnere. Intanto a Castelfranco è profondo il cordoglio di colleghi e studenti dell'Istituto Barsanti Galilei, dove il 29enne insegnava. Samuel Mazzon procedeva regolarmente sulla sua carreggiata, stava parlando al telefono con regolare Bluetooth con il fratello che all'improvviso ha sentito il botto, poi più nulla. Un'invasione di corsia pare ad elevata velocità, la causa dell'incidente è costato la vita al giovane ingegnere in via Papadopoli a Maserata. L'auto del 29enne è stata centrata in pieno da una Mercedes e si è rovesciata nel fossato, mentre la Mercedes condotta da un 61enne ha urtato pure un furgoncino che seguiva la 500 di Mazzon. Proprio dalla coppia che si trovava nel furgone, miracolosamente illesa, arrivano le prime testimonianze raccolte dai carabinieri che ora indagano per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell'incidente. Quando Mazzon è stato soccorso da un primo automobilista di passaggio, il 29enne era ancora vivo. Poco dopo il suo cuore si è fermato. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari giunti sul posto assieme ai vigili del fuoco. Il 61enne, che è stato causa dell'incidente, è stato ricoverato all'ospedale e si attende l'esito degli accertamenti per verificare le sue condizioni alla guida. La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa nella Marca, lasciando nel dolore familiari, amici, ma anche colleghi e studenti. Al Barsanti Galilei di Castelfranco l'intera comunità scolastica è sconvolta. Era con noi il professor Mazzon da pochi mesi, ma si era contraddistinto anche soprattutto per l'atto umano. Infatti aveva delle classi dove aveva instaurato un rapporto personale molto forte con la classe, e infatti tutti gli alunni sono particolarmente scioccati questa mattina da questa triste notizia. E sono soprattutto i suoi alunni a ricordare con affetto il giovane prof, sempre aperto al dialogo. Bravissima persona, tanto socievole con noi e tutto quanto. Abbastanza sconvolti, siamo entrati un'ora dopo perché un prof mancava e sono appena arrivato in classe e ho visto un gruppo
C'ho i miei ragazzi, proprio il bidello con l'articolo sul telefono in mano. Ha colpito abbastanza. È una persona molto socievole, molto predisposta a parlare, molto gentile anche, che capiva tanto le persone. Se parlavi dei tuoi problemi lui ti capiva. Era un professore veramente bravo. Giovane come voi? Sì, giovane come noi comunque, quindi sapeva anche un attimo le nostre dinamiche e tutto. Potevi parlare di tutto con lui, era disposto a darti anche una mano. Ancora cronaca da Treviso, l'hanno vista fermarsi in maniera anomala a Fiera e chinare la testa sul volante dell'auto. Protagonista una ventenne che alle 7:30 del mattino era talmente ubriaca da non riuscire a proseguire la corsa alla guida della sua macchina. Al controllo della Polizia Municipale di Treviso la giovane è risultata avere un tasso alcolemico oltre 3 volte sopra il limite massimo consentito. Per la ragazza è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, sospensione della patente e sequestro del veicolo. Poche ore dopo la pattuglia ha intercettato un trentenne che ha imboccato contromano una via della ZTL del centro di Treviso fermandosi in mezzo ad un incrocio. Anch'egli era ubriaco, è stato denunciato e gli è stata sospesa la patente. Cronaca da Padova, la truffa del finto incidente, ancora una volta utilizzata come escamotage per estorcere denaro ad un'anziana. Un arresto. Questa volta la polizia lo ha visto mentre al telefono ascoltava le indicazioni per mettere a segno la truffa all'ennesima anziana. Lo ha seguito e visto uscire da un condominio, poi lo ha bloccato restituendo il denaro all'80enne appena derubata, con la solita tecnica del finto incidente. In manette un 21enne egiziano residente a Napoli. Il ragazzo, già noto per un furto in abitazione avvenuto lo scorso ottobre, era stato notato dai poliziotti in stazione a Padova. Dopo aver ricevuto la telefonata è salito su un taxi e si è diretto a Maserà, dove è entrato e uscito correndo da un condominio. I poliziotti lo hanno seguito e bloccato trovandolo con 6.500 euro nascosti nello zaino. Nello stesso tempo alcuni agenti avevano raggiunto l'80enne addescata poco prima con la tecnica del finto avvocato che chiama per ritirare la cauzione per la figlia coinvolta in un incidente. L'anziana in un primo momento aveva accettato di pagare, poi aveva tentennato, ma il truffatore era entrato in casa e aveva preso il denaro preparato dalla donna per la figlia. I poliziotti hanno restituito all'anziana l'intera somma recuperata nello zaino del truffatore, che invece è stato trasferito nel carcere Due Palazzi. Con questo arresto prosegue l'attività della squadra mobile di Padova dopo la vasta operazione di circa 3 mesi fa tra Veneto e Campania, che ha smantellato un'associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e alle truffe ai danni degli anziani, con 11 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti soggetti affiliati ad un'associazione a delinquere con a capo un 32enne pregiudicato appartenente ad un noto clan camorristico che opera nel rione Forcella. Soddisfatto il questore di Padova Marco Dorisio, che ha ribadito il massimo impegno della polizia nella tutela degli anziani e delle categorie più fragili, bersagli di questi truffatori senza scrupoli. E ladri ancora in azione. Nel padovano Piazzola sul Brenta razziata la casa dell'ex assessora, rubati anche il salvadanaio dei figli. Il trauma anche grande per i ragazzi che, oltre a vedere la casa tutta su quadro, hanno appunto notato la mancanza dei loro risparmi che avevano nei salvadanai, certamente lasciati nelle loro camerette. Vetri infranti, stanze a soqquadro, l'intimità violata di una famiglia. Nicola Ranzato, ex assessora di Piazzola sul Brenta durante l'amministrazione di Enrico Zin, racconta l'amarezza dei suoi figli quando hanno visto che i ladri avevano rubato anche i loro salvadanai con i risparmi e le paghette. Il furto intorno alle 19 di mercoledì sera nella sua abitazione nella frazione di Tremignon. Fortunatamente non eravamo in casa, ma non eravamo in casa per qualche minuto, perché io appunto ho fatto una deviazione cambiando appunto l'idea di tornare proprio a quell'ora, perché dovevo andare a prendere mia figlia che aveva terminato l'attività di allenamento di atletica a Curtarolo e da lì a poco insomma è suonato l'allarme sul nostro cellulare e purtroppo abbiamo appreso poi da mio padre, che abita nella casa vicino, che erano appunto entrati i ladri. Solo per una pura coincidenza Nicola Ranzato non si è trovata faccia a faccia con i ladri, una razzia durata 10 minuti con i malviventi che hanno rubato ricordi di una vita di grande valore affettivo. E a me dei gioielli appunto che rappresentavano dei ricordi, perché uno era stato regalato, fatalità, il compimento del mio 40° anno di età
e l'altro da mio marito, sempre insomma ricordi personali che ahimè non ci sono più. Purtroppo per la famiglia Ranzato non è la prima volta. Ad agosto il padre di Nicola era stato vittima di un furto dove gli avevano rubato i ricordi della moglie defunta. Mio padre purtroppo ha avuto la peggio perché lui era in casa in realtà perché stava passeggiando all'esterno della casa in giardino e anche lì in pochi minuti hanno fatto veramente un'irruzione pazzesca perché la casa era veramente ancora più sottosopra rispetto alla nostra. E dalle case alle abitazioni, a Casal Serugo presa di mira un'azienda ottica, oltre al bottino anche ingenti i danni. Il carraio sfondato, vetri dappertutto, una vetrata completamente caduta verso l'interno, quindi sfondata, un buco dietro nel magazzino e non abbiamo trovato tanti occhiali. Quando sono arrivate al lavoro hanno trovato la devastazione, la vetrina infranta, il magazzino razziato. Le dipendenti di Zadalux in via dell'Artigianato a Casal Serugo in poche ore hanno cercato di rimettere in sesto il negozio e riaprire ai clienti dopo la spaccata. Il colpo intorno alle 2:30 di notte, i ladri hanno usato un furgone come ariete, hanno abbattuto il cancello carraio, poi hanno tentato di forare il muro posteriore ma non riuscendoci, poi sono entrati dal magazzino e hanno fatto razzia. A terra, sull'erba, ancora i segni del loro passaggio e i calcinacci del muro sfondato. Prima di fuggire hanno infranto una vetrina e rubato decine di paia di occhiali esposti del punto vendita. Abbiamo pulito, abbiamo tolto i vetri con l'aiuto di tutti i ragazzi che lavorano qua e abbiamo aperto subito praticamente il negozio. I danni alla struttura sono ingenti, il bottino è in fase di quantificazione. I carabinieri del Norma di Piove di Sacco sono arrivati sul posto, ma i ladri erano già in fuga. Le indagini sono in corso, al vaglio anche le immagini delle telecamere dell'azienda della zona industriale di Casal Serugo che potrebbero fornire particolari per incastrare la banda. E una banda di ladri georgiani ha tentato di forzare la porta di un'abitazione, ma l'allarme lanciato da un vicino ha consentito ai carabinieri di individuarli. È successo a Susegana, nel Trevigiano. I militari hanno fermato 3 dei malviventi mentre cercavano di scappare. Un quarto bandito è stato invece rintracciato qualche ora dopo nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte della Priula. Tutti i componenti del gruppo, di età compresa tra i 29 e i 35 anni, trasfertisti dalla Toscana e con precedenti proprio per furto, sono stati denunciati. E ancora dalla Marca, il questore di Treviso Alessandra Simone invece ha disposto la sospensione dell'attività per 5 giorni al bar Sport di Motta di Livenza dopo la violenza che si è scatenata venerdì pomeriggio quando un giovane italiano visibilmente ubriaco è entrato nel locale iniziando ad inveire contro un cliente seduto appunto all'interno, colpendolo in testa con una bottiglia di vetro. Il ferito è un 39enne bengalese, frequentatore abituale del bar. L'uomo è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Oderzo e era intervenuto sul posto anche l'elicottero perché il 39enne proprio per il colpo subito aveva anche perso conoscenza. Trasferito quindi al Cafoncello, ora fortunatamente è fuori pericolo di vita. Sono stati i carabinieri di Motta di Livenza ad individuare il responsabile dell'aggressione e proprio per questo motivo, visto che ci sono stati anche altri episodi, il questore ha deciso di sospendere l'attività per 5 giorni. E torniamo ora a parlare dell'omicidio del giovane barman Sergiu Tarna a Mira. La difesa punta sul riconoscimento dell'infermità mentale dei 2 presunti assassini del 25enne. Ha chiesto al giudice delle indagini preliminari e il giudice delle indagini preliminari ha accolto la richiesta di incidente probatorio per valutare la sussistenza di cause di infermità mentale dei 2 indagati al momento della commissione del fatto. Un esame psichiatrico per stabilire se Riccardo Salvagno e Andrea Vescovo, presunti assassini del 25enne Sergiu Tarna la notte tra il 30 e il 31 dicembre, fossero in grado di intendere e volere. Nominato il perito, al quale verrà conferito l'incarico il prossimo 14 aprile.
aprile. Vescovo è in cura da diversi anni presso un centro di salute mentale, nonostante al momento del delitto non sia stato rilevato nessun tipo di alterazione. Da quando sarebbe entrato nel carcere di Treviso, però, Vescovo è seguito da un ulteriore supervisore medico a cui spetta monitorare le sue condizioni psicofisiche. Il quarantenne di Spinea avrebbe lamentato al suo legale Fabio Crea un peggioramento dello stato di salute aggravato dalla modifica della terapia farmacologica che avrebbe seguito per anni e che ora in carcere non può proseguire. La sanità penitenziaria infatti non prevede la somministrazione dei 2 farmaci con cui Vescovo era curato fuori dal carcere, ma la perizia verrà eseguita anche su Salvagno, che confessato l'omicidio solo lo scorso 10 febbraio, nei vari interrogatori avrebbe sempre fornito ricostruzioni false o imprecise. Salvagno ha avuto qualche giorno prima un ricovero al pronto soccorso, molto legato probabilmente a quello che era l'aspetto causale che poi avrebbe determinato queste azioni, e cioè una sorta di ossessione con riferimento a questo video, e quindi il pubblico ministero ha ritenuto in maniera molto diligente di fare questo approfondimento. Si dovrà attendere dunque metà aprile per ulteriori sviluppi sull'omicidio di Sergiu Tarna. Ciò che è già agli atti e che non verrà inserito nell'incidente provatorio è l'uso frequente da parte di entrambi di sostanze stupefacenti. C'è stato un uso non soltanto quella sera, ma diciamo era un uso costante da parte dei 2. Ecco, allora lasciamo per il momento la cronaca, perché da Valdobbiadene ci chiede la linea il nostro Lucio Zanato. Valdobbiadene, dove è stata inaugurata proprio questa mattina la fiera di San Gregorio, tradizionale fiera dedicata al mondo del Prosecco. Presente, lo vediamo assieme a Lucio Zanato, anche il presidente della regione Stefani. A te Lucio, buongiorno. Ci siamo. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, siamo qui in piazza Valdobbiadene per la fiera che determina sostanzialmente uno dei motori produttivi di questo nostro Veneto, ovvero il mondo del Prosecco. Sono con il presidente Stefani. Intanto un saluto a tutte le donne, visto che oggi è l'8 marzo. Un saluto, ma non solo, un augurio a tutte le donne del Veneto. Sono orgoglioso di potervi fare gli auguri e un grazie per il contributo che date al nostro territorio. L'ho detto, siete l'infrastruttura del nostro Veneto a partire dalle comunità locali. Lei prima comunque ha detto che qualcosa la regione ha già messo in campo per loro. Abbiamo destinato 6 milioni di euro per il bilancio che andremo ad approvare prima di Pasqua. Destineremo anche una quota di risorse importanti all'occupazione femminile e anche all'imprenditoria femminile, per ovviamente agevolare e superare il gap che c'è ancora oggi, e insieme riusciremo ad affrontare questa sfida. Senta, una battuta, perché so che lei è già richiestissimo ovunque. Motore economico questo Prosecco, motore economico il primario in Veneto, da naturalmente sostenere. 7,7 miliardi di produzione interna, 10,5 miliardi di export agroalimentare, il 37% dell'export vitivinicolo a livello nazionale è Veneto. Bastano questi numeri per indicare quanto sia fondamentale il nostro settore primario, e con orgoglio oggi ho visto tantissimi bambini e giovani che magari in futuro saranno gli agricoltori del domani. Dobbiamo continuare a sostenerli e a tenere viva l'anima di questo straordinario territorio, di questa meravigliosa comunità. È la sua prima volta qui da presidente, che cosa ha sentito dentro? Beh, una comunità viva, una comunità fatta di tante associazioni, così come le tante comunità locali. Io vengo da un'esperienza di un'amministrazione locale, so quanto sia fondamentale tutto questo, quindi viva il Veneto, viva le comunità locali e viva le tradizioni. Grazie Presidente, la lascio sul giro. Io rimango con la linea perché vengo direttamente dal Presidente della DOCG, cioè lui il padrone di casa. Presidente Adabi, intanto il Prosecco naturalmente deve stare in mano per Valdobbiadene. Lei che, ecco, Conegliano, Valdobbiadene, il Prosecco superiore di DOCG, perché sennò poi si arrabbiano dall'altra parte. Non è che si arrabbiano, è essere precisi sulla tipologia di prodotto che stiamo degustando. Siamo a San Gregorio, a Valdobbiadene, giornata straordinaria. Prima di tutto il tempo. Il tempo di fatto preoccupa un po' i viticoltori perché si rischia un germogliamento precoce, ma avere questo tempo il giorno di San Gregorio, che a Valdobbiadene è una festa straordinariamente sentita, oltre che utile, è una bella notizia, è una bella cosa. Senta, economicamente parlando come stiamo andando? Allora, gennaio e febbraio avevano dato dei segni
di stabilità, e avere stabilità su un anno dove siamo cresciuti è già positivo. Devo essere sincero, ciò che sta accadendo, o meglio, diciamola così, l'analisi del contesto internazionale oggi, che avrà delle influenze sul costo di gestione dell'energia e di conseguenza su tutta una filiera di prodotti, ci preoccupa. Ma ci preoccupa anche il fatto che le notizie negative ti fanno allontanare dalla voglia di brindare, dalla voglia di star sereni, dalla voglia di far festa. Questo è ovvio, potrà avere delle influenze anche su Conegliano Valdobbiadene, come del resto su tutti i vini del mondo. Io mi auguro da un lato, ma non solo per questo, che finiscano queste notizie negative. Diciamo, che sia io a dire finisca le guerre, no, non è nel mio compito. Ce lo auguriamo tutti per i motivi più importanti, che fare guerra forse non sempre ha senso, e anche perché abbiamo voglia di stare un po' rilassati e goderci un Conegliano Valdobbiadene. Grazie Presidente, ultima battuta la facciamo con il padrone di casa, ovvero con il sindaco fregonese e l'assessore. E anche l'assessore, però allora mi metto in mezzo. Al sindaco chiedo come sta andando la parte turistica, perché qui adesso a Conegliano Valdobbiadene, ma qui alla Fiera di San Gregorio si parla di Prosecco, però il Prosecco dà anche un grosso indotto in crescita, mi pare di capire, in termini turistici. Beh, tutto un sistema che si sta muovendo anche con le piccole produzioni locali, col paesaggio. 2025 rispetto al 2026 a Valdobbiadene abbiamo avuto un più 16,8% di presenze. Quest'anno sta iniziando molto bene, il meteo insomma, fa la differenza, ma devo dire che proprio ieri ho incontrato diverse persone che arrivano da fuori regione e anche dall'estero, che sono venute qua proprio per la 3 giorni di San Gregorio, e quindi il fatto che anche questa fiera, che è locale, è a valenza regionale, attiri i turisti, insomma questo è importante, perché da qui si dà il via alla primavera, è tutto il periodo migliore del nostro territorio. Rimanga qua una battuta invece all'assessore, perché qui c'è un problema soprattutto sulle rive più alte. Alcuni produttori sono troppo vecchi per andare su. Mi pare di capire che Valdoca, la cantina di riferimento vostra, si stia offrendo per mantenere attive queste rive. Sì, questo è un patrimonio che dobbiamo assolutamente valorizzare, perché è la cartolina che fa sì che il nostro prodotto sia conosciuto anche come territorio. Quindi Cantina Produttori insieme a Valdoca cerca di valorizzare al meglio queste cose, facendo sì che ci sia un ricambio generazionale e quindi agevolando il ricambio generazionale con altri soci, lo scambio fra soci, in maniera che ci sia la salvaguardia del prodotto, la salvaguardia territoriale e anche il ricambio generazionale. Grazie Assessore, però l'ultima cosa, Marta, è per te e per tutte le donne da parte del Sindaco. Ecco, sì, da parte tua, grazie per essere qui a lavorare, insomma, in questo giorno che è festa per le donne, quindi un ringraziamento ancora maggiore a tutte le donne che lavorano per noi, per il nostro territorio, insomma, grazie davvero, buona festa delle donne. E questa mimosa, naturalmente, Marta, te la porteremo giù, ma è per tutte le donne che sono all'ascolto oggi su Antenna 3. Grazie, buona festa della donna a tutte. Grazie, a te la linea Marta. Grazie a Lucio Zanato, buona festa della donna anche a Nicoletta Rizzetto, che appunto con Lucio Zanato come operatrice sta proprio seguendo la Fiera di San Gregorio. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Prima della pubblicità abbiamo parlato anche con il presidente della regione Stefani, intervistato da Lucio Zanato, dell'8 marzo, della festa della donne motore trainante della nostra economia e della nostra società, ha detto il presidente della regione, e di donne, soprattutto di donne imprenditrici. Continuiamo a parlare ora con la nostra ospite. Benvenuta, grazie per essere qui con noi, a Serenella Spinacè, che è presidente del movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese della Marca Trevigiana. Buongiorno ancora e grazie. Buongiorno a lei Marta e buongiorno a chi ci ascolta da casa. Lei mi permette di fare un saluto a tutte le donne, in modo particolare alle imprenditrici della Confartigianato di Treviso, associazione della quale io faccio parte da molto tempo, con molto orgoglio,
e con molto orgoglio ricopro anche questo ruolo. Un ruolo non facile, devo dire, perché indubbiamente dovremo affrontare delle problematiche non semplici, abbastanza importanti, però un gruppo, appunto queste donne della Confartigianato, che secondo me è un gruppo con molto entusiasmo e con molte capacità, credo che arriveremo a dei buoni risultati. E ve lo auguro. Grazie. Io con lei volevo affrontare una tematica sicuramente di grande attualità. In questi ultimi giorni abbiamo molto parlato di gender gap, di quelle che sono le difficoltà che le donne incontrano, soprattutto nel mondo del lavoro, con difficoltà, con un divario salariale nei confronti degli uomini, con percentuali di occupazione decisamente più basse rispetto a quelle degli uomini, delle difficoltà di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, esigenze della famiglia con quelle del lavoro. Ma c'è un dato che è stato diffuso proprio dalla Confartigianato, della marca trevigiana, che potremmo dire, per quanto riguarda proprio le donne imprenditrici, è in controtendenza, perché l'occupazione femminile tra il 2023 e il 2024 è cresciuta dell'1,1% contro una diminuzione invece dell'1,8% di quello maschile. Quindi che cosa sta succedendo nel mondo dell'imprenditoria femminile artigiana in particolare? Certo Marta, guardi, questi dati raccontano un segnale fortissimo di crescita culturale, indubbiamente. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che la donna naturalmente ha bisogno di più indipendenza, non solo economica, ma anche indipendenza, ma anche spazio, più tempo libero, più tempo per lei e tempo appunto per la sua azienda. E quindi questa rinascita, questo voler aprire nuove attività e mettersi in gioco, secondo me è un segnale molto importante, molto importante. Sicuramente sì. Sappiamo appunto che le imprese femminili sono 16.600 e rotte e 3.600 sono artigiane, più del 21%, quindi insomma sono dei numeri importanti questi. Quali sono le ragioni secondo lei di questo desiderio delle donne di fare impresa, mentre sentiamo che molto spesso gli uomini stanno un po' abbandonando l'idea, insomma, spesso di aprirsi un'impresa con tutti i rischi annessi e connessi del mettersi in proprio. Beh, ci tengo anche a sottolineare una cosa, che siamo noi trevigiane, le donne trevigiane sono terze in Veneto con questi numeri, quindi veramente stanno facendo passi da gigante. La voglia, come dicevo prima, di mettersi in discussione, e grazie alla loro praticamente formazione, grazie alla loro voglia praticamente di mettersi in proprio, di essere autonome, questo porta molte donne a mettersi in gioco e quindi magari uscire dalle aziende e aprire delle attività nuove. Questo è un fenomeno molto piacevole, molto importante, insomma, ecco, e non da tenere in considerazione. Quali sono i settori, diciamo, nei quali si stanno aprendo di più queste imprese artigiane in rosa, diciamo così? Ma nella parte artistica, per esempio, nella parte creativa, ma un po' in tutti i settori, perché anche nel mio gruppo c'è una signora che lavora nella meccanica, molto brava, una signora che ha un'azienda di infissi, una signora, cioè nelle disparate, però io sono proprio rimasta di questo, perché non è solo nei lavori prettamente femminili che vediamo questa voglia e questa emancipazione, ma anche negli altri settori che noi fino a ieri vedevamo delle figure maschili ricoprire questi ruoli. Oggi le donne li ricoprono in maniera più che dignitosa, più che
Ecco, quindi è un cambio culturale anche questo che si sta verificando. Sì, è proprio un cambio culturale, quindi questo, ma molto anche qui nel Trevigiano lo vediamo, quindi questa è una cosa molto molto importante che ci fa molto piacere, e soprattutto anche per quanto mi riguarda mi fa piacere perché mi fa ben sperare, quindi voglio dire c'è sicuramente molto da fare, come ha detto il nostro presidente Armando Sartori, però stiamo già raggiungendo dei buoni risultati, ecco, bisogna continuare in questa maniera sicuramente. Ecco, che cosa vi chiedono di più le donne imprenditrici? Quali sono le maggiori difficoltà che incontrano, i problemi, su cosa hanno bisogno di essere sostenute? Indubbiamente l'eterno problema proprio di conciliazione lavoro e famiglia, perché se una donna non ha una buona rete familiare che l'aiuta, è già nei problemi, ma soprattutto perché poi magari con gli asili ha dei problemi di orari, problemi anche molto spesso anche dei problemi economici, in quanto sono le rette che costano anche abbastanza, quindi sentiamo delle lamentele molto spesso appunto che riguarda questo, la capacità con gli asili soprattutto, no? Quindi questa incapacità di conciliare il tempo nell'azienda e nella famiglia, e soprattutto da dedicare più tempo ai figli, è un problema veramente, ancora oggi, un problema molto importante. Molto sentito, quindi a questo possiamo dire il messaggio maggiormente che viene mandato dalle donne imprenditrici alle istituzioni, anche alla politica, per poter avere un sostegno che consenta loro di dedicarsi al lavoro con tranquillità. Decisamente, delle strutture che possono essere di sostegno, e come dicevo prima sembra una banalità, ma gli asili è la prima cosa, perché quando una donna si trova ad avere un bimbo piccolo è nell'impossibilità poi di adempiere il suo lavoro in maniera completa, quindi ha bisogno di queste strutture che l'aiutino. Sembra incredibile, ma ancora oggi stiamo discutendo queste cose. Io spero che un giorno festeggeremo la festa della donna, non perché ci sono tante problematiche, ma una festa come un compleanno, come la festa della mamma, quindi che ci siamo messi alle spalle e dimenticati di tutte queste problematiche. Ecco, in questo senso, no, lei accennava appunto proprio alla gestione familiare, agli asili, molto si può fare anche all'interno delle stesse aziende con il welfare aziendale. Molte aziende si stanno anche orientando proprio in questo settore per sostenere i propri dipendenti. Chiaro che magari in aziende più piccole, artigianali, è un po' più complicato farlo questo. Sì, decisamente. Il fatto che ci siano però così tante donne può in qualche modo aiutare? Possono le donne dare questo sprint in più? Secondo me sì. Io credo che se noi siamo veramente coese, siamo decise in questo, arriveremo a questi risultati. E li raggiungeremo perché ci crediamo e perché ne abbiamo effettivamente bisogno, quindi sono delle esigenze che abbiamo, ma anche per esempio il part-time è molto importante. Se noi riusciamo anche a ottenere, a giocare e a giostrare anche questo grosso problema, per una donna è fondamentale, importante anche il part-time, e quindi ci sono una serie di problematiche da affrontare. Ecco, se ne parlava quando ci siamo sentite per organizzare questa intervista, si parlava anche dell'importanza che voi state dando alla formazione proprio per cercare di superare il più possibile questi problemi che purtroppo ancora oggi vedono coinvolte tante donne. Decisamente, Marta, ma io partirei anche proprio dall'istruzione, perché se noi cominciamo a educare fin da piccoli le bambine e i bambini, già lì cominciamo a fare un bel lavoro. Ci troveremo poi delle persone adulte che sono più preparate, più consapevoli e anche più rispettose l'una dell'altro, no? Del maschio e della femmina. E parlando della formazione, io credo molto in questo, perché formazione non solo personale, che è fondamentale e molto importante, ma formazione nell'ambito del lavoro, perché se una donna deve aprire un'azienda ha bisogno sicuramente di molte informazioni per tenere aperta la sua azienda, per gestire questa azienda. Quindi la formazione in senso lato per me è molto molto importante. Una donna quando ha una formazione può veramente fare moltissimo.
fare molto. Ecco, un'ultima domanda volevo farle ed è quella relativa agli uomini, cioè gli uomini come stanno prendendo questa riscossa, potremmo dire, delle imprenditrici donne anche in alcuni settori, come sottolineava lei prima, che fino a non molto tempo fa venivano considerati di esclusivo o quasi appannaggio maschile. Beh, molte volte parlo anche con delle mie amiche, molte volte ci sono delle problematiche perché sicuramente è una cosa che sta un po' sconvolgendo l'uomo, no? E quindi non è molto semplice, le donne devono veramente lottare con le unghie per arrivare, arrivare a far capire che valgono, che c'è capacità, che c'è molta capacità. Però io vorrei anche aggiungere e dire una cosa, che se noi impariamo, se l'uomo impara a rispettare e a capire il ruolo della donna e l'importanza che ha la donna nell'ambito del lavoro e non solo, anche della famiglia, e rispettare questo, credo che si viva molto meglio nell'ambito del lavoro e nell'ambito appunto della famiglia. Quindi l'uomo deve capire questo e rispettare queste nostre esigenze. Grazie, io la ringrazio per essere stata con noi, grazie a Serenella Spinacè, presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato della Marca Trevigiana. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Oltre 1 miliardo di aumento della spesa energetica nel 2026 a carico delle aziende venete se il conflitto in Medio Oriente durerà mesi. È la stima della CGIA di Mestre, che chiede interventi a livello nazionale ed europeo, con la Lega che parla di speculazioni ed il PD che incalza il governo. Le materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova e il vetro di Murano sono alcuni dei distretti produttivi che risentirebbero maggiormente del caro energia, secondo il focus della CGIA di Mestre sulle ricadute economiche del conflitto in Medio Oriente. L'attacco di Stati Uniti e Israele rischia di costare alle imprese venete un aumento dei costi per il 2026 di 1 miliardo e 100 milioni di euro. Se il conflitto dovesse protrarsi per mesi, il blocco dello stretto di Hormuz comporterebbe conseguenze devastanti, anche se proprio in queste ore dall'Iran arriva la notizia della riapertura del transito navale, fatti salvi i bastimenti statunitensi e israeliani. Ma quanto gli armatori si fideranno di questa disponibilità è difficile a dirsi. Il rischio è quello di ritrovarci con una nuova fiammata inflazionistica, capace di indebolire cittadini e imprese e rallentare la crescita del Veneto. Per questo sarà fondamentale intervenire rapidamente con misure europee e nazionali in grado di contenere il prezzo dell'energia e sostenere famiglie e aziende. Gli artigiani di Mestre invocano misure di calmierazione. Il Veneto sarebbe la terza regione italiana più colpita dal caro energia dopo Lombardia ed Emilia-Romagna. Un salasso per metallurgia, commercio, alimentare, settore alberghiero, trasporti e logistica e ancora chimica, tessile, cantieristica navale. Ricordiamoci quando è iniziato il conflitto in Ucraina, dove erano andati i prezzi del gas, e quello è quello che probabilmente ci aspetterà anche per quanto riguarda i prezzi del petrolio. Teniamo presente però una questione, che il petrolio che viene estratto oggi diventerà benzina o gasolio forse fra molti mesi, quindi quelli che sono gli aumenti di oggi probabilmente sono influenzati anche da speculazioni, e bene fa il governo ad aprire anche una finestra per controllarle. Coin cita l'azione di controllo intrapresa dalla Guardia di Finanza su input del governo, anche se per la CGIA lo scenario attuale resta distante dai picchi seguiti all'invasione russa dell'Ucraina. Ma il trend è preoccupante. Alla vigilia dell'attacco all'Iran il gas scambiava a 32 euro al megawatt ora e l'elettricità a 107 euro. Al 4 marzo i prezzi sono balzati rispettivamente a 55,2 e 165,7 euro, per poi flettere leggermente. Determinante sarà dunque la durata del conflitto. Il Dem, Andrea Martella, incalza l'esecutivo. Direi innanzitutto che il governo italiano deve decidere da che parte stare. Non dovrebbero esserci dubbi che debba stare dalla parte dell'Europa e dalla parte della pace. E la seconda cosa è quella di lavorare per un'attività diplomatica che possa
impedire l'escalation dei conflitti e in questo senso anche proteggere i nostri cittadini e la nostra economia. La CGIA propone interventi su più livelli, quello europeo col disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell'energia elettrica, a livello nazionale misure temporanee come bonus sociali, taglio dell'IVA, azzeramento degli oneri di sistema. Quindi nel medio periodo questi stessi oneri andrebbero ridotti strutturalmente, spostando parte del carico sulla fiscalità generale e incentivare gruppi di acquisto per le piccole e medie imprese. E l'incremento dei carburanti sta già cominciando a pesare sul portafoglio dei cittadini. I colleghi della redazione di Bassano hanno sentito il parere appunto dei bassanesi. Sentiamo. Prezzi in aumento tra gli effetti della guerra in Iran. I rincari colpiscono soprattutto gas, benzina e diesel. Il carburante in molti distributori ha superato i 2 euro al litro. Cosa ne pensano i bassanesi? Più che al portafoglio, la loro preoccupazione va alle vittime innocenti e a tutte quelle persone che stanno vivendo il conflitto da vicino. Muoiono civili, bambini, ma scherziamo, va al di là dei prezzi questa cosa. Purtroppo i capi, quelli che decidono e pensano, fanno quello che vogliono e ritengono loro per interesse, è solo una questione di interesse, io la penso così, e fanno morire la gente. Soprattutto per noi giovani che abbiamo già vissuto diverse crisi, da prima il Covid, per i quali io tra l'altro avevo già perso il lavoro una volta, adesso venti di guerra, siamo preoccupati sicuramente, speriamo che i potenti trovino un accordo quanto prima. Queste guerre sono preoccupanti, insomma, anche per la vita quotidiana adesso, i prezzi e tutto, siamo veramente preoccupati. Speriamo che trovino un po' di più tranquillità le nostre forze politiche. Io vorrei tanto che gli italiani fossero un pochino più propositivi nel dire ma basta, ma non crediamo sempre a tutto quello che ci vogliono vendere come una realtà di pace. La guerra non porta pace, mai. Sarebbe stato meglio che non fosse successo, però probabilmente è successo anche per una buona causa, cioè per cercare di liberare gli iraniani da questa oppressione e che possano avere una vita migliore, però purtroppo ha un caro prezzo. Noi siamo succubi di questa cosa e dobbiamo accettarla a malincuore. Sicuramente non siamo d'accordo, però non è che possiamo fare più di tanto. Mi dispiace quello che sta succedendo perché è una cosa brutta per tutti e non so come andrà a finire, speriamo bene. Che ha conseguenze un po' per tutti, anche economiche. Soprattutto per la gente, per le botteghe, per tutti, anche per le pensioni, per tutto. Andiamo male. Sesto centenario dell'apparizione della Madonna a Monteberico e ieri il vescovo Giuliano Brugnotto ha rivolto il suo messaggio di pace ai popoli afflitti dalla guerra. Convivenza pacifica, diritto, rapporti vissuti in armonia tra culture e religioni diverse, un invito ad invocare la protezione di Maria che parte dal santuario di Monteberico in occasione dei 600 anni dall'apparizione della Madonna. Anniversario che cade in un periodo storico segnato da accesi conflitti internazionali in riferimento alle tensioni in Medio Oriente, per cui l'invito alla pace si fa urgente. Noi abbiamo delle comunità delle Suore Dorotee in Medio Oriente, ma ci sono anche altre comunità religiose, hanno scelto di rimanere accanto alla gente e credo che anche questa scelta di vicinanza al popolo, alla gente, corrisponda proprio a un messaggio evangelico che è quello di un Dio che si fa vicino, si prende cura del suo popolo. Pace che arrivi attraverso il rinnovamento interiore, l'auspicio del priore di Monteberico. La pace si ottiene da un intimo rinnovato, trasformato, trasfigurato. Allora si può parlare di pace. Una devozione radicata che da 6 secoli accompagna Vicenza e che risuonerà anche attraverso la nota Fa della campana donata dalla Fondazione Mioni e benedetta dal Vescovo e che continuerà ad esercitare la funzione di richiamo al senso di comunità, facendo vibrare le coscienze dei pellegrini. Il suono della campana deve, come dire, emozionare, deve ridestare quei sentimenti, quelle emozioni che altrimenti resterebbero lì sepolti dal proprio io, che spesso è
esorbitante. E la giornata del 6° centenario dell'apparizione della Madonna di Monteberico ha raccolto tantissimi pellegrini che si sono riuniti per una preghiera di pace. Per Vicenza, per i vicentini, rappresenta un grande punto spirituale, per cui noi quando abbiamo bisogno di sentirci protetti o comunque sentirsi bene, entriamo in questa meravigliosa chiesa che ci dona una pace infinita, quindi personalmente è un grande punto di riferimento. Il momento di pace ti carica solo di pace, di serenità, di gioia, c'è una carica spirituale che ognuno la sente personalmente. Siamo venuti qui per la pace nel mondo. Pace nei cuori in particolare. Per la pace, la cosa più importante. Solo noi vicentini, ma anche da tutto, vedo che vengono da tutte le parti d'Italia, insomma sono 600 anni da quando c'è stata l'apparizione, di conseguenza ogni giorno che passa siamo felici. Aspettavamo anche il Papa perché ci aveva promesso Parolin che forse arrivava anche il Papa, ma non è arrivato, sarà per un'altra volta. Ed ora la campagna elettorale a Castelfranco in vista delle prossime elezioni amministrative. La figura civica e tecnica di Luca Pozzobon mette d'accordo Lega e Fratelli d'Italia per la corsa a sindaco. Resta il rebus Forza Italia che ha scelto Gianfranco Giovine. Siamo qui a presentare Luca, candidato tecnico di Castelfranco Veneto, Castellano Doc. A fare gli onori di casa l'ex sindaco Stefano Marcon, la sala gremita, un'elezione sentita come non mai, ma forse in linea con quel che è accaduto nell'ultima tribulata amministrazione, il centrodestra arriva diviso, o forse no. Luca Pozzobon, il tecnico che non ha mai fatto politica, è il volto che mette tutti d'accordo, tranne Forza Italia, che ha lanciato Gianfranco Giovine. È importante che il centrodestra sia completo, con tutte le formazioni, che non ce ne sia una all'esterno. È evidente che se Forza Italia dovesse prendere un'altra strada noi andiamo avanti lo stesso, però credo che si possa dialogare. Forse ci sono stati delle mancanze di comunicazione e di dialogo che hanno creato qualche equivoco che conviene tentare di risolvere. Claudio Borgia e Dimitri Coin raccontano che si sono accordati subito sul nome di un uomo molto stimato che per 15 anni si è occupato di amministrazione. Pozzobon è infatti un ex dirigente dei lavori pubblici proprio del comune e poi anche della provincia. Mi è stato chiesto da un gruppo di Castelfranco, di persone moderate, di centro, di impegnarmi, ho risposto di sì più per il senso di responsabilità che provo e di amore per la città, e quindi a questo c'è stata un'evoluzione in cui si è aggiunto tutto il gruppo, quasi tutto il gruppo al momento di centrodestra, che hanno fatto una convergenza sul mio nome e adesso ci troviamo qui in questa avventura convinti di fare bene. Il programma che presenterà va dalla manutenzione efficiente delle infrastrutture, le strade, le scuole, il verde pubblico, gli impianti sportivi, alla sicurezza percepita e al sociale. Ci sono i fondi, c'è un progetto per la realizzazione di circa un centinaio di telecamere di videosorveglianza nella città. Bisogna riuscire a darci attuazione abbastanza velocemente, perché c'è una sensazione un po' di insicurezza, anche se Castelfranco rispetto forse ad altri posti non ha visto degli eventi gravi, ma comunque la sensazione è questa, ed è giusto che la gente si senta al sicuro. Attorno al nome di Pozzobon anche l'UDC e le liste civiche che si coaguleranno intorno all'ex DC Lucio Gazzola, che dice Pozzobon è la figura ideale anche per l'ascolto che sa mettere in campo. Ma direi di sottolineare soprattutto la sua capacità di persona e di essere umano e di saper relazionare e ascoltare le persone. Gianfranco Giovine è il candidato sindaco presentato da Forza Italia. Serve una rottura con il passato, dice, ma resta aperto il dialogo del centrodestra. Rottura non esiste, il partito di Forza Italia è
includente sempre, lo abbiamo dimostrato in tutti gli ambiti e ancora di più in questa nostra comunità di Castelfranco Veneto. Certamente che la mia, diciamo così, candidatura vuole dare un cambio di passo a questa città, vuole dare naturalmente una discontinuità nella tradizione del centrodestra. Correre da soli sarebbe una velleità abbastanza, diciamo così, poco intelligente. Io ritengo che solamente facendo squadra, e una squadra che sia poi, diciamo così, amalgamata, perché se abbiamo poi la fortuna di avere la fiducia dei cittadini e di amministrare, lo hanno dimostrato le precedenti amministrazioni, se non vai d'accordo evidentemente c'è poco da fare, c'è poco da vincere le elezioni per poi non saper governare. Nessuna rottura, ma una discontinuità, così la chiama Gianfranco Giovine, il candidato che Forza Italia ha lanciato il giorno prima che dall'altra parte il centrodestra scegliesse Luca Pozzobon. Nessuna rivalità, ma semplicemente una visione differente da mettere in campo. Abbiamo un progetto straordinario per la città di Castelfranco, perché deve pensare in grande, quello che realmente merita Castelfranco. La città ha un'offerta culturale di grande livello, bisogna saperla naturalmente comunicare. Ex vice sindaco e assessore, Giovine porta esperienza e conoscenza della macchina amministrativa, ben conscio che molto si possa fare per una città che ha tanto da offrire. Voglio solamente ricordare, nell'ambito del turismo sono riuscito a far raggiungere oltre le 100.000 presenze di turisti a Castelfranco, che evidentemente per una città entroterra e non di mare evidentemente ha una caratteristica straordinaria di successo. E se sul nome di Pozzobon, persona stimata, non ha nulla da dire, Giovine ha qualcosa da recriminare sul metodo del resto della coalizione. Il metodo, come è stato utilizzato e adottato, lascia un po' perplesso, perché di fatto, essendo parte ancora integrante di questa coalizione di centrodestra, se fossi stato magari informato prima, probabilmente qualche diciamo, valutazione l'avremmo fatta anche noi. Ciò non toglie che, come ho detto all'inizio, noi siamo un partito che include e di conseguenza la nostra volontà è quella di non escludere nessuno, ma di dialogare con tutti, purché abbiano le affinità e un progetto naturalmente per il futuro di Castelfranco che si coniuga con quelle che sono le mie idee. A Mestre ora insulti razzisti e il blitz di Forza Nuova in via Giustizia contro la comunità musulmana che sta facendo sorgere la moschea. In un video la scena dell'aggressione. Ma gli permettete anche di... Spiegami. Qual è il problema? Ma che tu non dovresti neanche stare qua. Perché di no? Perché non siete benvenuti alla questa proprietà? Cosa? Tua. Ma tu pensi di stare qua tranquillo? Come? Pensi di stare qua tranquillo? Certo. Io sono italiano come te, io sono italiano come te. A differenza tua. Fumogeni, slogan, urlati, l'arrivo delle forze dell'ordine per allontanare i manifestanti di Forza Nuova da via Giustizia, dove in quel momento si trovava anche Prince Aulader, rappresentante e portavoce della comunità bengalese nel veneziano e ideatore del progetto della moschea che si vuole far sorgere nell'area dell'ex Segheria Rosso. Noi eravamo venuti qua a mettere 2 luci e un banner dentro. All'improvviso abbiamo visto tantissime macchine delle forze dell'ordine e ci siamo domandati che stava succedendo. Arriva poi il momento dello scontro, un manifestante si slega dalla piccola folla riunita e attacca Aulader con insulti razzisti, pubblicati dallo stesso Aulader nella sua pagina Facebook. Più che manifestare contro la moschea, secondo me devono diventare più italiani e studiare un po' la Costituzione italiana e capire cosa dice la Costituzione italiana. Purtroppo sono delle persone comunque veramente, a mio avviso, ignoranti, che devono un attimo capire un attimo prima di tutto in che paese vivono, che è Italia. L'Italia è un paese laico, ovviamente c'è la cultura cattolica e che rispettiamo e che viviamo comunque pacificamente. Insultata dagli esponenti di Forza Nuova anche Fratelli d'Italia, gruppo al quale Aulader fa parte. Dire che Fratelli d'Italia tradisce, assolutamente no. Fratelli d'Italia è sempre stato chiaro che se si fanno le cose si fanno rispettando le leggi, ovviamente capendo anche il contesto dove stiamo e rispettando comunque anche l'area urbanistica e le persone che ci vivono. Più sicurezza per ciclisti e pedoni. Torniamo in provincia di Treviso con l'inaugurazione della nuova pista ciclabile lungo la provinciale 248 a cavallo tra Fonte e San Zenone degli Ezzelini.
Possiamo andare? Andiamo? Andiamo. Evviva! Con il taglio del nastro si è inaugurata la pista ciclopedonale lungo la provinciale 248 tra i comuni di Fonte e San Zenone degli Ezzelini. Un lavoro fondamentale per garantire la sicurezza in primis a ciclisti e pedoni. Il progetto era partito ancora con la mia precedente amministrazione e con l'amministrazione Ceccato di Fonte, ma ha visto solo oggi realizzarsi completamente tutta la pista ciclopedonale con la messa in sicurezza proprio di questo tratto di strada che è davvero pericoloso, dove purtroppo ci sono state anche delle vittime. A loro è stato dedicato un applauso corale. Adesso siamo qui proprio per renderla in sicurezza, per dare sicurezza ai nostri cittadini e soprattutto anche per collegare finalmente dal punto di vista ciclopedonale i nostri due comuni e le nostre due comunità. L'opera è stata realizzata parte con un contributo della provincia di Treviso, parte con risorse dei due comuni contermini. L'opera totale tra i due comuni è costata circa 500.000 euro tra la progettazione e le opere di realizzazione. C'è stato un grosso contributo anche dalla parte della provincia che è di circa il 50% dei lavori eseguiti. Per risolvere questi problemi abbiamo bisogno di far squadra tra enti. Noi sindaci e tutti gli enti vincono se fanno squadra, dalle piccole cose alle grandi cose. Questo è il messaggio che voglio lanciare. E c'è stata anche un po' una toccatina a tutto quello che concerne l'apparato burocratico, ovvero magari gli amministratori, avete detto, sì, hanno le idee, si mettono, fanno i progetti e quant'altro, poi c'è la burocrazia che rallenta in maniera inesorabile tutto un percorso. Sì, appunto, facevo questo sì, accenno qua perché quando si pensa a un'opera pubblica, da quando la si pensa a quando la si mette a terra, un'opera di un certo livello passano anche anni, anche 2 o 3 anni almeno. Bisogna cominciare anche, secondo me, a snellire questi tipi di pratiche perché davvero le persone continuano ad andare per strada, i morti purtroppo continuano ad esserci e dobbiamo correre e fare squadra per risolvere i problemi di tutta la cittadinanza. A Cortina ora si sono conclusi i lavori della cabinovia Apolonio-Socrepes. A comunicarlo è Simico, la società infrastrutture Milano-Cortina 2026. Con il documento di fine lavori e il collaudo statico l'impianto risulta ora completato dopo gli interventi di costruzione e potenziamento dei sistemi tecnologici e di sicurezza. Ora tocca all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali ed autostradali avviare i collaudi e le verifiche tecniche previste dalla normativa, passaggio necessario prima dell'apertura al pubblico. Intanto, come abbiamo riferito nei giorni scorsi, sulla realizzazione dell'opera resta aperto un fascicolo della Procura di Belluno avviato dopo alcuni esposti presentati da cittadini residenti nella zona interessata dai lavori. Solo dopo l'esito positivo di tutte le verifiche di sicurezza l'impianto potrà essere messo a disposizione della comunità. E restiamo a Cortina d'Ampezzo perché da domani a venerdì dalle 13:30 alle 14:30, subito dopo quindi la prima edizione dei nostri telegiornali, Antenna 3 trasmetterà in diretta il salotto Esportiamo Inclusione, una vetrina organizzata dall'Uls 1 Dolomiti a Casa Veneto durante le Paralimpiadi per la promozione del progetto Turismo sociale ed inclusivo che coinvolge tutte le ULS della regione. In questo periodo a Cortina sono impegnati 24 giovani con disabilità che sono davvero entusiasti dell'esperienza. Vediamo. Siamo con Stella e Alice che hanno avuto l'opportunità di vivere questa esperienza. Ce la raccontate? Essere a contatto con gli altri ragazzi e anche vedere tanti atleti paralimpici in villaggio, perché io sono nel settore della mensa e quindi li vedi entrare e pranzare tutti insieme. Ci hanno raccontato che è stato anche un po' complicato vivere insieme? È stato un po' complicato, ma noi ci vogliamo comunque lo stesso bene ed è una bellissima esperienza e opportunità che ci ha accolti in questo bellissimo paesaggio di Cortina. Lo rifaresti? Io sì. Io
se dovessi fare questa esperienza io ne farei un'altra, perché mi aiuta a conoscere altre persone come tipo Alice, che siamo andati molto d'accordo. Voglio chiedervi l'ultima cosa sulle vostre famiglie. Le vostre famiglie come hanno preso anche l'idea di sapervi lontano da casa? Ah beh, la mia famiglia è molto felice per me perché sto facendo una nuova esperienza e che mi auguro di farne altre per farmi crescere, insomma, perché vogliono che io cresca. E in più sono un po', li manco, ma io sono felice di essere qua e loro non mi mancano. Tu Alice? Io invece sono un po' più esperta di Stella perché sto già facendo una esperienza di vita indipendente su Campo San Piero e quindi sono un po' più esperienza anche degli altri ragazzi. Tu dove abiti? A Curtarolo. Tu invece Stella? Asolo. Volevo fare un saluto anche ai miei operatori che mi hanno aiutato a realizzare questa bellissima esperienza e soprattutto anche agli operatori, quelli che lavoro insieme a casa al bar, e agli operatori che sono qua, che sono deliziosi e che mi hanno sopportata fino adesso. E come ogni domenica siamo giunti all'intervista che chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Per Percorsi di Fede incontriamo oggi Antonio Sorrentino dell'Associazione Granello di Senape. Grazie intanto per essere stati con noi, a tutti una buona domenica. L'intervista Percorsi di Fede, arrivederci. Benvenuti in un altro appuntamento con Percorsi di Vita e di Fede. Con noi questa domenica Antonio Sorrentino. Antonio Sorrentino ha una storia personale, però anche una storia, chiamiamola, di comunità, di associazione. Ma cominciamo con la storia personale. Chi è Antonio Sorrentino? Beh, io sono terzo figlio di una famiglia mediamente borghese. Mio padre faceva lo strillone al banco del pesce al mercato di Napoli e mia nonna aveva il banco del pesce al mercato di Napoli e mio padre mi raccontava sempre queste cose, quindi la mia cultura è indole partenopea. Mi sono laureato alla Federico II a Napoli in economia e commercio e poi ho cominciato il mio percorso professionale che mi ha portato ad itinerare a vari livelli. Sono nato figlio di imprenditore e quindi sicuramente, voglio dire, l'imprenditorialità è nel mio DNA, e poi strada facendo ho contribuito all'evoluzione di una serie di aziende facendo anche un lavoro consulenziale, in particolare nella gestione delle risorse umane, spesso a fini commerciali ma non sono. Ho creato in generale dei pacchetti di servizi, di vendita, eccetera, da veicolare, voglio dire, al pubblico. A un certo punto della mia carriera ho scelto di fare un'attività manageriale, quindi ho fatto questo salto da soggetto imprenditoriale a soggetto manageriale e è stata un'esperienza anche interessante. Negli ultimi tempi, per tutta una serie di vicissitudini, ho deciso di ritornare a questo aspetto imprenditoriale. Questa è diciamo, la scelta di vita. E la scelta di fede invece? La scelta di fede è una scelta decisiva, voglio dire, perché io scherzo sempre dicendo che io ho vissuto già una prima vita, perché io ho incontrato Gesù Cristo a 30 anni. Quindi ho una prima vita da 0 a 30 anni, vita da mediamente agiata, da famiglio bene, insomma, come potrebbe essere quella di qualsiasi ragazzo, voglio dire, eccetera. Quindi una serie di rapporti, insomma anche una vita allegra, direi, voglio dire, da questo punto di vista. E poi a un certo punto succede una cosa nella mia vita e io mi trovo per una serie di vicissitudini a fare un pellegrinaggio in un posto che non volevo, non ero pronto o pensavo di non essere pronto per questa cosa, e lì arriva l'incontro, una roba fantastica. Io ho capito che lì mi sono innamorato di Gesù Cristo. E da quel momento in poi com'è cambiata la sua vita? Tutto ha preso un senso, perché il mio compimento ha trovato una strada. La strada sacramentale per me è stata la strada della mia conversione.
E quindi da lì è nato quel centro nevralgico che oggi è l'unione, voglio dire, tra me e mia moglie, che come un centro di qualcosa poi ha irradiato, no? Intorno, e continua a irradiare da questa fonte sacramentale, zampilla luce, zampilla vita. E noi continuiamo a generare, pur non sapendo, semplicemente essendo noi stessi, no? E che cosa è accaduto? Che poi ci sono stati una serie di frutti su questa cosa, di cui per esempio dei figli biologici. Però veniamo anche ai figli in affido, perché poi c'è questa esperienza che è un'esperienza di famiglie. Sì. Ecco, quella è un'altra esperienza nell'esperienza del matrimonio. Sì. E come mai questa strada? Beh, per l'esperienza che io ho fatto nel matrimonio, a un certo punto la famiglia nucleare, per quanto ben vissuta, per quanto goduta, eccetera, diventa stretta, perché nasce una forma di responsabilità sociale per cui questo bene, questa bellezza, questa verità esonda e quindi comincia intorno a te, no? A disseminare, no? Dove c'è il terreno fertile. E di fatto l'esperienza dell'affido è cominciata così, perché abbiamo incontrato un'altra famiglia più grande di noi, che era più avanti, voglio dire, nel percorso della fede, che faceva questa cosa. Io ricordo che noi all'epoca avevamo 4 figli, eravamo a pranzo, voglio dire, in un momento particolare, e gli raccontavamo che eravamo dispiaciuti perché per la seconda volta mia moglie aveva interrotto la gravidanza. Io e mia moglie eravamo distrutti, voglio dire, perché sto desiderio. E lui a un certo punto, sfidandoci, ci dice: ma sì, ho capito che volete il 5º figlio, ma qui mi chiamano i servizi sociali che cercano famiglie per poter fare l'affido, ma voi davanti a questa proposta cosa fareste? E mi sono girato, ho guardato mia moglie e in un secondo abbiamo risposto: perché no? E tutto è cominciato così. E l'affido è un moltiplicatore fantastico dell'essere genitore. Io da quando ho incominciato l'esperienza dell'affido, la sinusoide, no, della mia capacità, voglio dire, di entrare in relazione è cresciuta a dismisura. Sì, anche perché chi arriva in affido non è che ci arrivi, diciamo così, allegramente, c'è dietro una storia di dolore, di difficoltà, di violenza talvolta. Quindi voglio dire che lì è un altro capitolo, dovremmo stare qui altri 6 mesi a raccontare questa cosa. Però io invece volevo, quindi anche la scelta dell'affido è una scelta di fede in fondo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma è una risposta, perché dal punto di vista ecclesiale io direi che tutta la vita è una chiamata in tutte le sue collocazioni, ma uno ti chiama e tu devi rispondere. Questo è il tema. Quindi quando tu interpreti quella situazione come una chiamata, a quel punto rispondi. Cioè con una vita così piena, così bella come quella che avevamo ricevuto noi, di talenti, di gratuità, di relazioni, di persone, di entusiasmo. Noi viviamo in maniera umile ma entusiasta. E allora dico, in una situazione del genere, come fai a non rispondere a quello che la vita oltre il nucleare ti chiama? E poi non immaginavo che questo tipo di risposta avesse poi generato tutti i doni che ha generato non solo nella nostra generatività, ma in quella dei nostri figli. I nostri figli stanno diventando soggetti incredibilmente generativi. E questa cosa per me è sorprendente. È sorprendente. Oggi stiamo facendo un lavoro insieme, un lavoro teatrale fantastico, tra i figli in affido e i figli, voglio dire, nucleari, diciamo, naturali, che sta producendo dei risultati spettacolari. Perché guardare l'affido dal di fuori è una visione, ma guardare l'affido dal di dentro è una roba dell'altro. E soprattutto con il punto di vista dei figli, che si trovano ad avere dei fratelli che sono arrivati... Bravissimi. Ma voi, ad esempio, quando fate l'affido, condividete
la scelta, la richiesta anche con i figli naturali? Allora, io quando ho cominciato, noi abbiamo una regola. Io ho detto, tutti i nostri figli che hanno un'età superiore ai 12 anni hanno il diritto di veto sull'assenso a dare all'ingresso di un nuovo affido. Quindi, se 5 dicono sì e 1 dice no, noi l'affido non lo prendiamo. E fino adesso il percorso di affido, questi sono gli ultimi 2 o sono i primi e gli ultimi 2? No, noi ne abbiamo fatti di diversi, voglio dire, abbiamo avuto mamma bambino, abbiamo avuto ragazzi più grandi, ragazzi più piccoli, abbiamo insomma vissuto esperienze molto forti, perché insomma alcune volte intervengono anche le istituzioni, i carabinieri, cioè, insomma, sì, l'affido non è una cosa semplice. No, non è una cosa semplice, ma la bellezza che genera, perché io questo ci tengo, è inversamente proporzionale alla difficoltà che l'uomo comune vede. Cioè, se lei pensa che l'affido non è una cosa semplice, che è molto difficile, vuol dire che esiste un potenziale nella sua vita di fede che è inversamente proporzionale. E quindi c'è la possibilità di fare esperienze magnifiche, perché vede, l'affido non è come l'adozione. Io ho avuto anche ragazzi, voglio dire, adottati con difficoltà che poi insomma abbiamo gestito, eccetera. Ma l'affido è fantastico, perché l'affido è qui e ora. È tutto qui e ora. E tu sai per certo che quell'affido, per sua natura, ha un inizio e poi ha un termine. Se uno vuole sapere di più, voi avete anche un'associazione, mi pare di capire. Sì. Ecco, sì, che associazione è? La nostra associazione si chiama Granello di Senapa. Ed è qui a Treviso? Ed è a Ponzano Veneto. È a Ponzano Veneto. Quindi diciamo ai nostri telespettatori, se ne vogliono sapere di più. Assolutamente, noi siamo disponibilissimi attraverso il sito, assolutamente sì, c'è il sito granellodisenapa.it, ci sono tutti i riferimenti e per noi sarà una gioia, voglio dire, condividere una potenziale esperienza di collaborazione. Ecco, c'è un passaggio. Siete? Allora, noi in questo momento siamo stabilmente 3 famiglie e questo è un altro tema che secondo me è importantissimo da citare. Che questo tipo di esperienza, insieme a quella, diciamo, di relazione che noi abbiamo avuto, ha generato una comunione tra famiglie che per me è incredibilmente sorprendente. Dove per me comunione viene dal latino cum munus, cioè vuol dire mettere insieme i doni degli uni e degli altri. Ed è una cosa stupefacente. Perché se noi 2 ci mettiamo insieme e io metto i miei doni con i suoi doni e li mettiamo su questo piatto, 1 più 1 non fa così, non fa 2. Perché l'amore si moltiplica, da un lato. Dall'altro lato dobbiamo fare una cosa incredibile che umanamente non saremmo capaci di fare, andare d'accordo. E lì c'è bisogno di un disegno dall'alto e di un soggetto, l'ultimo, che ti muove intimamente nella logica di dire ma perché fai quello che fai? Perché? Perché uno ti guarda all'esterno e dice ma perché fai quello che fai? In effetti l'ultima domanda, visto che sotto il profitto, è perché quindi è approcciarsi all'affido? E lo diciamo direttamente ai nostri telespettatori. Ma perché ritengo che un genitore sia, la parola giusta è conveniente, a maggior ragione se uno ha dei figli biologici. E perché dico questo? Perché da genitore dico il desiderio più grande che io posso avere per un figlio, 1 o più figli che posso avere, è che il figlio diventi domani un soggetto generativo, cioè sappia relazionarsi al netto delle competenze che acquisirà nel mondo, perché questo è il futuro, voglio dire, che ci guarda davanti. La capacità di saper essere, di saper fare, non è il sapere man mano che andiamo avanti. Allora in questa logica, questo saper essere e questo saper fare, evidentemente, nel momento in cui arriva il momento di discontinuità col soggetto che porta la diversità, costringe il ragazzo, il figlio biologico, a trovare forme di collaborazione, a resistere all'impatto
che è un impatto forte, resiliente, ma è un impatto di senso, perché se i genitori lo aiutano a interpretare il significato degli accadimenti e lo mettono in una prospettiva diversa, il figlio diventa generativo. E allora io mi chiedo, ma che cos'è che desidera oggi un genitore per il proprio figlio? Esiste una cosa più grande di lasciare al mondo dei soggetti generativi? Con questa domanda noi ci salutiamo. Grazie. Prego.